Un cordiale saluto, gentili telespettatori, ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Apriamo il telegiornale con la cronaca. C'è anche un giovane di Caneva, Marco Darè, tra le 4 vittime dell'incidente mortale accaduto questa notte a Godega di Sant'Urbano. Siamo in provincia di Treviso. Il ragazzo avrebbe compiuto 19 anni a novembre. Questa notte 4 giovani hanno perso la vita in un incidente mortale a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Tra le vittime, 2 diciottenni e 2 diciannovenni, c'è anche un friulano. Si tratta di Marco Darè, residente a Caneva. Il ragazzo avrebbe compiuto 19 anni a novembre. Il sinistro è accaduto pochi minuti dopo le 2 in via Cordignano, strada exturbana che collega Godega e Cordignano. Stando ai primi rilievi, il veicolo sul quale i 4 viaggiavano, una Volkswagen Polo nera, sarebbe uscito autonomamente di strada all'altezza di una curva per poi ribaltarsi in un fossato. Una strada, questa, sulla quale hanno già perso la vita diverse persone. L'allarme è stato lanciato dai residenti della zona. Sul posto sono giunte 2 pattuglie della Polizia Stradale di Vittorio Veneto, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Purtroppo per i giovani, tutti morti sul colpo, non c'era più nulla da fare. Stamane gli agenti della Polizia Stradale erano ancora impegnati nei rilievi dell'incidente. La mamma di Marco è molto provata, ma non potrebbe essere diversamente se nel cuore della notte si ricevesse la notizia che il proprio figlio è morto improvvisamente. Lo ha riferito il sindaco di Caneva, Dino Salatin, che questa mattina ha incontrato la madre di Marco Darè. Marco stava facendo uno stage in un'azienda di Orsago nel Trevigiano e proprio ieri aveva raggiunto i suoi amici nel comune veneto. Aveva altri 2 fratelli, mentre il padre era morto alcuni anni fa. Un uomo di nazionalità rumena residente a Spilimbergo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Meduno per resistenza pubblico ufficiale al volante della sua automobile. Ieri notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale che è successo a San Giorgio della Richinvelda, visibilmente alterato probabilmente dai fumi dell'alcol. L'uomo se l'è presa aggredendoli con i militari che erano intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro. Mentre un militare ha riportato 7 giorni di prognosi, il collega ha riportato contusioni guaribili in 10. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere. Una rissa a colpi di bottiglia è andata in scena nella tarda serata di ieri alle 22:30 in un bar di via Oriani a Trieste. 3 persone coinvolte, 2 cittadini afghani e un cittadino serbo, che poi sono stati denunciati. Sul posto è intervenuta la polizia insieme all'ambulanza e il personale del 118 ha provveduto a soccorrere uno dei 3. Si buca uno pneumatico, il camper sbanda e poi si rovescia. Attimi di paura alle 13:30 di oggi in A23 tra gli svincoli di Udine e di Gemona. All'interno del camper viaggiava una coppia, marito e moglie, lei di Tarcento, in gravidanza e per questo condotta all'ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, provvedendo a chiudere preventivamente una bombola GPL. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Stradale di Amaro. Nei giorni scorsi il personale della Polizia Giudiziaria e del Comando di Polizia Locale di Udine ha denunciato 2 minorenni di nazionalità italiana che a fine giugno si erano resi protagonisti di un episodio di imbrattamento nell'area verde Marchiola di via Puiatti. I 2 ragazzini, utilizzando una bomboletta di vernice spray, avevano eseguito disegni e scritte vandalizzando i giochi destinati ai bambini, un tavolo con panche, un cestino portarifiuti e poi alcuni alberi. Il Comune di Udine potrà ora chiedere un risarcimento alle famiglie dei minorenni residenti entrambi in città. Nell'ambito delle indagini dopo l'imbrattamento dell'area del castello, la polizia locale ha individuato una terza minore che, utilizzando la stessa vernice, aveva eseguito delle scritte sul muro di un'abitazione privata in centro storico. Fatta brillare la bomba da 2000 libbre rinvenuta nei giorni scorsi nel fiume Tagliamento a Codroipo. Lo scoppio dell'ordigno bellico ha tenuto col fiato sospeso numerose persone. Il boato è stato udito a chilometri di distanza. Si sono concluse con una violenta esplosione udita a chilometri di distanza le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico di fabbricazione statunitense risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovato nei giorni scorsi nel greto del fiume Tagliamento nel comune di Codroipo. Tutto si è svolto come da programma e 25 cittadini che precauzionalmente erano stati fatti sgomberare dalle loro abitazioni sono potuti rientrare nelle rispettive dimore.
Alle 13 l'esplosione dell'ordigno è stata udita a chilometri di distanza, imponente l'impatto visivo, con una gigantesca nuvola nera che si è sollevata verso il cielo. Del resto erano 500 chilometri di esplosivo contenuti all'interno della bomba di 2000 libbre, diverse le attività programmate preventivamente dalle forze dell'ordine, coadiuvate dai volontari della protezione civile per garantire l'incolumità della popolazione e per mettere in sicurezza l'area circostante tra il capoluogo del Medio Friuli e i comuni di San Vito al Tagliamento e Valvasone Arzene. Sgomberate alcune abitazioni della zona, per un'ora e mezza è stata sospesa la circolazione ferroviaria e la viabilità sulla statale 13 Pontebana all'altezza del bivio Coseat. Ferragosto da tutto esaurito per le strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia. Il mare si rivela la meta preferita, in particolare dai turisti stranieri tornati in massa in regione dopo 3 anni di restrizioni causa emergenza Covid-19. A fare dopo il punto sull'andamento della stagione estiva fino ad oggi la presidentessa di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider. I dati di Ferragosto registrano il sold out, afferma. Forse c'è ancora qualche disponibilità, ma bisogna essere fortunati. Questa è la settimana clou dell'estate e si sta lavorando bene, complice anche il bel tempo. Ad oggi la stagione estiva non è ancora riuscita a raggiungere i numeri del pre-Covid, ma siamo abbastanza vicini, grazie soprattutto agli stranieri provenienti da Germania, Austria e Olanda che sono tornati in massa. Questo era il nostro mercato prima del Covid e lo è di nuovo adesso. E allora noi andiamo nel cuore, diciamo, del Friuli, il cuore della movida estiva, ovvero Lignano, nota località balneare, dove in collegamento con noi c'è Hubert Lond. Allora Hubert, raccontaci un po' la situazione che si respira a Lignano, ma soprattutto le persone, come stanno vivendo questi attimi in vista della serata odierna del Ferragosto. Buonasera Alberto, buonasera ai telespettatori, siamo qua a Lignano sulla spiaggia, finalmente un Ferragosto degno di questo nome, la spiaggia è piena, la gente è tanta, gli ombrelloni sono tutti aperti, le persone si stanno preparando per domani, per il Ferragosto, tanti saranno fuori a cena, a ballare, a camminare sulla spiaggia. E domani si prospetta una bellissima giornata di spiaggia. Per quanto riguarda la sicurezza, in questi giorni non ci dovrebbero essere problemi, anche perché le forze dell'ordine copriranno il territorio in maniera importante. Domani sono tanti programmi che i vacanzieri hanno per la giornata di Ferragosto. Sentiamo qualche persona che ci ha raccontato che cosa farà domani. Signora, oggi vigilia di Ferragosto qua in piscina e domani? Domani ancora in piscina forse. Sì, perché tanto è Ferragosto e per cui rimarrò qui. Questa sera in giro in centro a bere, a cenare, domani spiaggia tutto il giorno, a goderci questo sole di Ferragosto. Domani abbiamo deciso insieme a un gruppo di amici di andare in barca e facciamo un giro qua, che ci sono delle isolette molto interessanti, sempre per stare in compagnia e passare una piacevole giornata assieme. Non è sicuramente il primo Ferragosto a Lignano, quindi staremo in spiaggia probabilmente. Sì, è prevista forse una grigliata con alcuni amici, vediamo poi cosa succederà, stiamo ancora programmando, però siamo molto gasati l'idea, abbiamo voglia di far festa. Siamo qua a rilassarci, a prendere un po' di sole e a vedere qualche bella ragazza. Questa sera invece che cosa farete? Questa sera faremo aperitivo da qualche parte, magari anche qua in qualche chiosco della spiaggia e poi non so, magari ci cambiamo, facciamo una doccia. Grazie allora al collega Hubert Londero. È stata ritrovata a Bologna dai carabinieri una ragazza di 17 anni originaria di Trieste che a fine luglio si era allontanata di casa portando via anche 2.000 euro alla madre. La giovane ha spiegato ai militari che l'hanno trovata nel capoluogo emiliano grazie agli aggiornamenti dei suoi stati social di avere già speso tutto il denaro e di non voler proprio tornare a vivere né con la madre né con il padre, che sono separati. I carabinieri, in accordo con i genitori, l'hanno così affidata ad un centro di accoglienza per minori. Ambulanti in sciopero a Pordenone, una misura drastica, quella adottata nella giornata di sabato per dire no all'applicazione della Bolkestein, che di fatto metterebbe in discussione i loro posteggi. Abbiamo raccolto la rabbia di Giancarlo Nardozzi, che è il presidente del sindacato Goia. Perché
parlare di mercato nuovo quando è una semplice delocalizzazione, perché fosse un mercato nuovo l'altro rimarrebbe esistente, invece no, è uno spostamento dove state applicando la direttiva Bolkestein perché secondo voi siete obbligati ad applicarla e nessuno impedisce ai comuni di poter rinnovare le concessioni perché c'è una legge in piedi e in realtà il 90% dei comuni hanno rinnovato, d'Italia hanno rinnovato. Ecco, allora se si viene a dire che uno è contro la Bolkestein, spieghiamoci perché strumentalizzare e creare una situazione del genere che va a favorire un obbligo di applicazione di direttiva. Noi andremo avanti nelle nostre proteste perché non ha senso. Io spero in un passo indietro da parte dell'amministrazione che ci dia la possibilità di aprire un tavolo, di concertare, di spiegarci bene perché nessuno vuole guerre, noi pensiamo solo esclusivamente alla difesa del lavoro. Certo che se vanno avanti noi difenderemo a denti stretti il nostro lavoro. La prossima settimana ci saranno altre manifestazioni, altre iniziative che porteremo avanti fino alla fine. Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono stati riscontrati 435 nuovi contagi da Covid-19 su 3.195 tamponi effettuati, 2 le persone decedute, una a Udine e una a Pordenone, sono 6 le persone complessivamente ricoverate in terapia intensiva, 227 quelle in altri reparti. Il musicista Lino Straulino incanta Villa Caccia di Lestizza, dove è in corso la 31esima edizione di Avostanis. Appuntamento musicale con repertorio di ricomposizioni di canti ispirati alla tradizione friulana ad opera di Lino Straulino, cantautore, compositore, chitarrista e polistrumentista carnico, quello tenuto all'agriturismo colono di Villa Caccia di Lestizza per Avostanis. 31esima rassegna d'arte e cultura in svolgimento sino al 28 ottobre a cura dell'omonima associazione culturale con direzione artistica di Federico Rossi. La Musine dei Chian, salvadanaio di nuove canzoni di Lino Straulino, titolo dell'evento abbinato alla presentazione del nuovo libro CD, con protagonisti oltre al musicista autodidatta di Sutrio alla chitarra e voce, la cantante Marisa Scuntaro ed Alvise Nodale alla chitarra e voce, è come accennato frutto di una ricostruzione di mappa mentale pluriennale sulle tecniche compositive della musica tradizionale friulana. Il frutto del lavoro di ricomposizione che si protrae da un paio d'anni è così approdato ad una nuova stagione di canzoni ritenute dall'artista di Sutrio fantastiche, in quanto rivedono nelle classiche villotte gli elementi melodici che si ripetono in maniera costante. Era questa la nostra ultima notizia, grazie ancora per l'attenzione, un buon Ferragosto a tutti.